In 4, 3 miliardari e un ex astronauta sono ammarrati al largo della Florida come facevano le missioni Apollo, miliardari spaziali, dovevano stare sulla stazione spaziale 8 giorni, poi il meteo ci ha messo lo zampino e sono diventati in tutto 17 i giorni. Simona Tanzini. Il video che lanciava la missione Axiom parlava di 8 giorni sulla Stazione Spaziale Internazionale per il primo equipaggio totalmente privato. Non è andata esattamente così. Partiti l'8 aprile, sono rientrati ieri sera dopo 17 giorni. L'ammaraggio è avvenuto al largo della Florida. Il rientro era stato rinviato per le condizioni meteo e aveva a sua volta ritardato il lancio della missione di cui fa parte anche l'astronauta italiana Samantha Cristoforetti. Si è conclusa così, quindi, con un soggiorno spaziale ben più lungo del previsto, la prima missione privata che ha coinvolto il comandante ex NASA Michael Lopez Alegria insieme a Larry Connor, statunitense, Ethan Stibbe, israeliano, e Mark Pathy, canadese, già ribattezzati turisti spaziali, anche se per loro non era in programma una vita da vacanzieri. Sulla stazione internazionale hanno partecipato a esperimenti e vissuto la realtà del grande laboratorio spaziale. Costo del biglietto, secondo stime non ufficiali, circa 55 milioni di dollari. Una missione comunque storica per il volo spaziale commerciale, con il primo equipaggio interamente privato e che apre le porte al futuro. Per Axiom è prevista anche la realizzazione di un modulo privato da agganciare alla stazione spaziale. E andati via loro sulla stazione spaziale c'è posto per Samantha Cristoforetti che partirà domani. Il turista spaziale è il cliente giusto nel Far West dei lanci privati. Milioni di dollari, avete sentito, per un biglietto. Nella corsa allo spazio però ci sono stati tanti viaggiatori che, loro malgrado,